Tra presente e futuro, il presente è quello del Friuli Venezia Giulia che dimostra vitalità nelle presenze, quelle che si riferiscono ai dati del turismo invernale, più 15% nel primo mese della riapertura degli impianti sciistici rispetto ancora al periodo pre-pandemia, lo avete sentito anche nel corso del nostro telegiornale, ma vive anche un futuro incerto se pensiamo al Piano Nazionale della Resilienza alle porte con la nostra regione che è stata proprio ignorata su scala nazionale, da cui sono nate anche delle polemiche. Cercheremo di capire di chi è la colpa e lo scopriremo con l'ospite di oggi che parlerà tout court, quindi dalla stagione sciistica e anche ai temi politici. Stefano Mazzolini collegato con noi, vicepresidente del Consiglio regionale, consigliere anche della Lega. Buonasera. Buonasera, ciao. Buonasera, allora partiamo un po' dalla stagione turistica. Oltretutto la vediamo all'interno del ristorante, seduto, immaginiamo Tarvisio, la bellissima Tarvisio, che però ieri diciamo, ha avuto un momento non tanto positivo, c'è stata una bufera di neve che ha causato anche numerosi problemi, è bastato mezzo metro per mandare in tilt la linea elettrica, lei si è molto arrabbiato. Guarda, hai ragione ed è inaccettabile. Siamo una stazione sciistica, come tutte le nostre località di montagna del Friuli Venezia Giulia, ma Tarvisio, proprio ieri, l'altro ieri, anzi precisamente tra la notte del 5 e del 6, ha nevicato, ma insomma mezzo metro di neve, nulla di che, anche dalle altre parti della Friuli ha fatto un po' di neve, ma non è giustificabile che per mezzo metro di neve ci siamo praticamente bloccati. L'alta tensione, soprattutto va detto anche l'Enel, ha causato un grande danno di immagine al Tarvisiano e alcune comunità del Valcanale che addirittura sono rimaste senza corrente fino a tardo pomeriggio di ieri, quindi una cosa inaccettabile, ma soprattutto le piste da sci, migliaia e migliaia di sciatori che purtroppo o non hanno sciato o qualcuno ha accettato di sciare semplicemente sull'Ussario o sulla pista dell'Angelo, quindi inaccettabile sicuramente, quindi veramente non potevo stare zitto di fronte a un problema simile e una situazione simile, calcolando che la corrente è aumentata del 40%, ci troviamo di servizio. Pensate che la corrente sulle piste è stata ridatta alle 3:30 del pomeriggio. Ecco, intanto io le do anche un dato, avvalorando anche la sua arrabbiatura, se al 2 di gennaio c'erano stati 4.000 sciatori, parlo di primi ingressi, nella giornata di ieri, dati di Promoturismo, ci sono stati 2.000 o poco più, praticamente il È proprio così, 50%. ma quel giorno, ieri è stata proprio un'invasione, adesso parlo appunto del mio ristorante, della mia attività, ma ieri è stata un'invasione generale e purtroppo veramente, come dicevo, tanti non hanno sciato e questo è un danno anche su quella percentuale che Promoturismo rappresenta con le presenze, scusate, degli sciatori sui nostri polisciistici. Voi avete pensato anche di intervenire in qualche modo con Enel, magari anche nel futuro, perché i problemi Ma guarda, si possono sicuramente so riproporre, eh? anticipo. Allora, io anticipo che tanto abbiamo preparato un'interrogazione all'assessore competente regionale e al ministro, perché non intendo stare zitto, perché credetemi che di fronte a una situazione di così poca neve ci troviamo bloccati. Questo si può ripetere a Tarvisio come nelle altre realtà. Non possiamo permettercelo, perché proprio la situazione è tecnica e gli impianti non potevano funzionare perché i cavi si erano appoggiati sulle seggiovie e questo era già dalle 4-5 di mattina. Sono partiti tardissimo da Venezia e diciamo le persone che devono lavorare verso le 8 di mattina, sono arrivate verso le 10:30, 11, insomma una vergogna inaccettabile per la regione Friuli Venezia Giulia. E quindi io chiaramente non sono stato zitto perché può riaccadere e può accadere in tutta la regione. E non accetto perché anche il costo dell'energia elettrica che è quasi schizzato al 40% in più, con un costo così alto non abbiamo un servizio e questo non possiamo accettare. Senta, comunque c'è da dire che la stagione turistica, sempre i dati che ci hanno fornito, parla di un più 15% di presenze rispetto anche al periodo della pre-pandemia e pensare che mancano anche diciamo, i turisti stranieri perché ovviamente ci sono tutte le restrizioni. Questo fa pensare a una buona offerta, a quello che si è lavorato in questi 2 anni, a tanta voglia della gente di uscire. Immaginiamo anche lei da operatore, insomma, da uomo di montagna che sta Ah, è notando questo.
proprio così, guarda, c'è la voglia di sciare, c'era la voglia di uscire, di evadere da questa pressione che ha dato il Covid, che ha stressato in un modo e nell'altro un po' tutti. Il fatto che abbiamo un aumento di quelle percentuali è importante, però ci tengo anche a dire, purtroppo è una percentuale importante, ci mancherebbe del 15%, ma di pendolarismo. Quello che manca veramente in Friuli Venezia Giulia, nella nostra montagna, sono i posti letto alberghieri. Siamo veramente al di sotto di quello che sono le aspettative. Si pensi che, faccio un esempio, Tarvisio ha circa 1200-1300 posti letto, Zoccolana ancora meno. Noi dobbiamo triplicare i posti letto alberghieri perché dobbiamo lavorare su quelli che poi sono gli stanziali, perché pensate, se un giorno è brutto tempo, come è stato il 5, praticamente abbiamo avuto un tracollo delle presenze, ma se avessimo avuto ancora più alberghi, le piste avrebbero avuto molte più persone a sciare. Noi per esempio perdiamo, e approfitto anche tutti gli stranieri, approfitto di dirlo, gli stranieri che dormono nelle nostre strutture ricettive, quindi dopo l'8-9 gennaio, quando ci sarà un po' di calma, diciamo che cominceremo ad affannare un po' sulle presenze, su questo pendolarismo che viene il sabato e domenica e che comunque è una delle nostre importanti realtà, il pendolare del Friuli Venezia Giulia o comunque l'italiano in genere. Però chiaramente non basta perché non si tiene insieme diciamo, un settore così importante come quello della montagna invernale. Io continuo e aggiungo anche se tutto quello che è montagna, abbiamo stanziato 70 milioni di euro per potenziare e migliorare l'offerta sciistica della nostra montagna e anche tutta la parte estiva che sono le biciclette, il downhill o comunque offerte diverse. E stiamo facendo questo, abbiamo già fatto le prime inaugurazioni, abbiamo grandi problemi nelle autorizzazioni, questo devo dirlo, però per esempio la prima 6 posti sullo Zoncolan, le 6 posti nuova, sarà l'emblema, l'esempio di quello che avverrà anche negli altri poli. Certo. A proposito di prenotazioni, il fatto del Super Green Pass che entrerà con il 10 di gennaio per chi deve sciare o anche altri tipi di disposizioni, Green Pass per alberghi, piuttosto che ristoranti che è già entrato in vigore, questi maggiori vincoli può comportare un maggior timore anche da parte della gente nel prenotare, nell'uscire fuori nuovamente? Oppure secondo lei il Green Pass è veramente utile per essere più sicuri e quindi più libertà anche paradossalmente per uscire? Allora, una cosa è certa, che chi ha il Green Pass rafforzato, o come si chiama, potrà muoversi liberamente e diciamo è un premio per chi ha deciso di vaccinarsi. Però diciamo che diventa un problema, perché come facciamo a controllare sulle piste da sci? Devo dire, e ringrazio Promoturismo per quello che fa, la polizia e i carabinieri, che controllano fisicamente nella giornata sulle piste di sci, i Green Pass, il tampone, però diventa veramente una cosa abbastanza impegnativa e soprattutto per chi ha un'attività privata, non si può pensare che tenga una sola persona a controllare i Green Pass. Anche negli alberghi, io spero che questo non provocherà nessun tipo di calo nelle presenze, va detto, ripeto, che è un premio a chi si è vaccinato. Chi non si è vaccinato invece è una scelta che io credo che ormai diventa un po' difficile convincere chi non vuole farlo, ma questo è un altro discorso. Certo. Invito chiaramente tutti a frequentare il Friuli Venezia Giulia, le nostre piste da sci, ma non solo, perché non solo si scia, ma si può camminare, si può slittare, ci si può divertire in maniera diversa sulla neve. Faccio così una parentesi per sorridere e per sdrammatizzare. Io dico sempre non solo sci. L'altro giorno, proprio qua a fianco al mio ristorante, sulla seggiovia dell'Angelo, c'era chi non sciava, ma che con la macchina diciamo, ha fatto un pezzo di pista di sci con la macchina, poi si è bloccato e sono arrivati i gatti. Quindi io dico sempre non solo sci, ma evitiamo di andare con le macchine sulle piste da sci. Assolutamente, questo è importantissimo, mantenere la sicurezza a 360 gradi, non basta solo un dispositivo adesso basarsi sul Green Pass, ma va adottata la sicurezza a 360 gradi. Ovviamente questa è la nostra trasmissione, un po' di attualità anche sui temi del giorno, oggi si fa molto parlare sulle scuole, giusto riaprirle subito piuttosto che il 31 gennaio, abbiamo sentito anche alcune ipotesi di qualche preside che diceva bisogna anche ripensare magari per il prossimo anno, magari 2 mesi d'estate e un mese d'inverno, fare direttamente le vacanze, magari un mese d'inverno potrebbe anche avvantaggiare diciamo, un rientro più tardi degli studenti, ma magari più vacanza, magari sulle località turistiche.
che sono molto più sicure forse in questo momento rispetto alle scuole. Sicuramente questa può essere una delle soluzioni che possa dare la possibilità, come succede all'estero, c'è la settimana bianca o le ferie, la settimana di energia, quindi si allunga di una settimana in più l'inverno, dando la possibilità a Scaglioni per le varie regioni di poter avere questa settimana libera e poter divertirsi, magari andare a sciare. E qua approfitto. Se dovessimo veramente rivedere il modo anche il mondo della scuola, io se potessi aumentare tanto le ore nel settore sportivo, perché uno che fa sport fa più sacrificio ed impara a crescere un quel tipo di sacrificio e quindi magari sceglie strade diverse che magari alcuni nostri giovani purtroppo inciampano e perdono tempo nella loro vita, ma queste cose accadono. Con lo sport non accade. E poi mi piacerebbe vedere una scuola più vicina alle lingue straniere, magari meno materie legate diciamo, alla storicità delle nostre scuole, magari più lingue straniere e più sport. Posso sembrare magari il solito legato allo sport, perché ho vissuto nei tempi della scuola la difficoltà di andare a scuola e di allenarmi e di sciare. Oggi sono delle realtà scolastiche che lo permettono. Spero di vedere più sport, questo voglio dire. Poi, ritornando sulla tua domanda, per non dilungarmi in questo concetto, ritornare a scuola subito, ma guarda, tornare a scuola è importante perché comunque diamo la possibilità ai nostri ragazzi di socializzare. Bisogna trovare lo strumento e il modo di farlo. Covid spaventa, però senza questa socialità delle scuole o quello che fanno le scuole per i nostri ragazzi, che è importante, rischiamo di far perdere ai nostri giovani un pezzo importante della loro vita, quindi quello di poter socializzare. La scuola lo rappresenta tutto. Allora, Mazzolini, resti in collegamento, noi ci separiamo per qualche secondo di pubblicità. Bentornati dalla pubblicità, bentornati con Screenshot. Oggi ospite della nostra trasmissione, collegato con noi Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio regionale, consigliere della Lega, a cui do di nuovo il buonasera. Mazzolini, a proposito di Lega, questa Lega che dovrebbe far capo sempre al cosiddetto capitano, ma alla fine si è rivelata a 1000 volti, soprattutto sui vaccini, molto libera da quel punto di vista. Lei si sente più dell'ala rigorista dal punto di vista dei vaccini oppure più libera scelta? Ma io dico sempre, e lo dico anche oggi apertamente, io rimango per la libera scelta. Però visto l'aumento degli ammalati, l'aumento dei contagiati, bisogna porre comunque degli equilibri per tamponare quello che sta avvenendo. Sulla Lega poi va detto anche una cosa, io sono uno della prima guardia, anche se forse spero che non sembri tanto, ma sono ormai 30 anni di politica all'interno della Lega, ho visto tanti passati, ma devo dire che all'interno della Lega ci sono anche anime diverse, anche dal punto di vista dell'estrazione politica, chi più verso sinistra, chi più verso destra, chi più moderato. Sul vaccino, tornando su questo tema, vedo una linea più forte, più diciamo allineata alla garanzia della scienza e a qualcuno che però dice sì, io vorrei avere un po' di libertà di poter scegliere. Però di fronte a quello che sta avvenendo, i dati anche di oggi lo dicono, c'è un leggero aumento anche negli ospedali e nelle terapie intensive, questo non lo possiamo permetterlo, dobbiamo evitare che gli ospedali si intasino perché si rischia poi, come è già avvenuto, di non poter dare risposta a chi ha problemi diversi del Covid, non trova il dottore, non può fare l'operazione, non può risolvere il problema, fa fatica a risolvere quello che vorrebbe fare e quindi noi diciamo l'importante è riuscire a controllare quello che sta avvenendo negli ospedali, perché noi dobbiamo dare la possibilità di curare quelli che si ammalano di Covid, ma non dimentichiamo tutti quelli che non hanno Covid, che comunque sono ammalati e che hanno bisogno di cure e noi a quelli dobbiamo dare risposta. Se la risposta è il vaccino, ne prendiamo atto. Senta, parliamo anche un po' più di politica in senso stretto. Draghi al Colle, ritorno al voto subito? Le sarebbe favorevole a questa prima soluzione?
Guarda, innanzitutto io vorrei tornare al voto sicuramente, però vorrei cambiare anche il sistema elettorale. Mi Sì, piacerebbe tanto anche per le elezioni nazionali vedere la preferenza, perché con la preferenza si possono scegliere veramente le persone, invece con il legame, diciamo, di questo sistema elettorale che permette a essere eletti i nominati, perché non sono eletti da nessuno, ma sono messi in una lista, io li identifico come nominati. Quindi sì, ritorniamo al voto, ma ritorniamo con la libertà di scelta, con la preferenza anche sui candidati del Parlamento. È un sogno che non avverrà, ma ci tengo molto a dirlo. Quindi sono per le elezioni bisogna... immediate, per tornare a un governo più stabile, più sicuro, che dia risposte che anche questo governo sta facendo, ma io credo che un governo, in questo caso di centrodestra, forte, con la Lega al governo, potrebbe fare scelte ancora più importanti vicino al territorio e soprattutto alle richieste del territorio. Quali sono quelle le richieste? Ne faccio un esempio: abbattere i costi dell'energia elettrica, per esempio, che Sì. sono schizzati alle stelle. Senta, sì, a proposito di voto del Presidente della Repubblica, tre grandi elettori si fanno i nomi di Zanin, Fedriga, Bolzonello, o meglio prima Fedriga, allora a questo punto Zanin e Bolzonello, sono nomi giusti? Allora, assolutamente su Federica è il nome giusto, perché è il presidente che rappresenta tutti, rappresenta la regione ed è anche un presidente amato e voluto dal Friuli Venezia Giulia. Secondo me invece su un possibile nome alternativo io punterei molto su un nome di uno del consiglio, un consigliere regionale, un rappresentante che rappresenta il territorio, che è presente nel territorio, che rappresenti questa maggioranza. Su quello sarei d'accordo a trovare una cosa diversa da quei nomi che hai appena elencato, escluso il nome del presidente della regione, perché chiaramente ci rappresenta. Non ritengo che gli altri nomi siano rappresentativi della vera politica del Friuli Venezia Giulia. Il bilancio della Giunta Federica, buono fino adesso, il Consiglio regionale è stato pienamente coinvolto, le decisioni sono prettamente della Giunta oppure c'è un coinvolgimento anche del Consiglio regionale? Allora, innanzitutto è una bella domanda alla quale voglio dare anche una bella risposta. Allora, innanzitutto ogni bilancio che la Regione decide di fare, quindi assestamento di bilancio o il bilancio, viene votato e voluto dal Consiglio regionale. Dopodiché il Consiglio regionale, una volta votato, diciamo, delega la Giunta a spendere quei soldi al meglio. E devo dire che questo governo regionale ha dato delle risposte incredibili, importanti, ma soprattutto come? Su progetti che da tanto tempo si parlava ma che nessuno aveva coraggio di finanziare. Perché non aveva coraggio di finanziare? Perché la decisione era di mettere i soldi oggi e forse riuscire a ottenere, diciamo così, fare l'inaugurazione 3-4 anni dopo. Significa che anche il sottoscritto magari oggi finanzia qualcosa, ma tra 3-4 anni non riesce a inaugurarlo. La paura di non dare una risposta diciamo a lunga veduta, che guarda l'orizzonte, che porta la svolta dell'economia anche del Friuli Venezia Giulia, non è mai stata presa. Questa giunta regionale, questo consiglio regionale l'ha fatto. Potrei fare degli esempi Sì. dalle strade al carattamare ai ponti. Non è detto che noi riusciremo a inaugurarle, ma bisogna avere coraggio finalmente di stanziare e mettere i soldi per il futuro della nostra regione. Prima si decideva semplicemente di coltivare bene l'orticello vicino casa e non si guardava lontano, ma si aveva paura di finanziare quello che è lontano. Noi abbiamo fatto questo, la giunta regionale, il consiglio regionale ha fatto questo, quindi scelte importanti secondo me. Senta, a proposito di futuro, si parla molto di questo PNRR e il Friuli Venezia Giulia ne risulta dai finanziamenti, dai progetti finanziati ignorato. Di chi è colpa? Ignorato, sì, però ignorato, prego, ignorato prego. da un certo punto... Sì, mi dica, mi dica. Ecco, volevo dire, ecco, secondo me ignorato è un termine un po' troppo forte perché io ho studiato in maniera abbastanza approfondita tutto quello che è il PNRR perché volevo capire dove e come possiamo muoverci e ci sono spazi importanti. È chiaro che noi vorremmo avere ancora di più e siamo sempre infelici di quello che otteniamo, ma se pensiamo su tutto quello che è il sistema internet che va a collegare il Friuli Venezia Giulia. L'altro giorno parlavo con gli amici delle farmacie, proprio qua lancio l'idea loro, che non è mia ma è la fonomia, di poter potenziare e mettere in rete tutte le farmacie del Friuli Venezia Giulia, perché io non è che non lo sapevo.
tante persone vanno nelle farmacie addirittura per prenotare e fissarsi delle visite che non riescono a volte a fare perché non hanno un sistema internet che glielo consente. Allora lì dobbiamo mettere i soldi, lì dobbiamo spendere e lì dobbiamo aiutare per essere sempre più vicino al nostro territorio. La farmacia è proprio diciamo, quel volano che tra il dottore e l'ospedale riesce a dare delle risposte importanti. Questo è un esempio, ma ci sono molti soldi, per esempio, su viabilità di montagne, sinteristiche, green, e su questo bisogna lavorare. Sì, Chiaro però che ci io sono dei vorrei progetti fare... presentati dai grandi comuni che però non sono stati accettati. Udine ne è rimasto senza, ne aveva 3, neanche uno approvato. Così Pordenone ha protestato, si dice troppi finanziamenti al sud. C'è qualcuno che avrà delle colpe, magari non riusciremo a farci sentire da un certo punto di vista, o sono gli stessi comuni che non sanno presentare i progetti adatti? No, allora io dico, noi abbiamo grandi amministratori comunali ai quali abbiamo cercato di dare risposta anche sulla progettazione che va poi anticipata sul PNRR. Se poi si ottiene la progettazione si dovrebbe ottenere anche i soldi per fare il progetto, detta proprio in maniera molto spicciola per farci capire. Sì. Hai ragione, noi potevamo e volevamo, diciamo, volevamo avere ancora di più. Ci sono stati dei momenti di difficoltà e forse sono state agevolate molto di più delle regioni che non sono sicuramente il Friuli Venezia Giulia. Adesso tutto quello che noi riusciamo a portare a casa chiaramente lo investiremo al meglio. Alcuni comuni sono saltati, potrei fare un elenco ancora più ampio perché non ci sono solo grandi comuni ma anche piccoli comuni. In qualche caso qualcuno anche non ha messo per esempio la percentuale di compartecipazione della progettazione. Non mettendo questo non ha ottenuto un punteggio importante. A volte il punteggio si ottiene perché si fa bene la domanda. Se si fa la domanda non fatta benissimo si rischia di perdere dei finanziamenti importanti. Ripeto, anch'io come dici te vorrei avere molto di più, vorrei ottenere ancora maggiori risultati, ma credo che insomma questa regione rappresenta veramente la svolta della politica, ma Certo. soprattutto dell'economia e dell'occupazione. Ma alla luce del fatto, come abbiamo iniziato la puntata, che i disguidi che ha portato Enel ieri raggiungendo in ritardo le vostre zone, e alla luce del fatto che alcuni nostri progetti non sono stati approvati piuttosto che quelli che sono al sud, per cui è il motivo che hanno litigato, hanno protestato alcuni sindaci qua del capoluogo, Udine e Pordenone primi tra tutti, siamo ancora veramente al confine dell'impero? Allora, io personalmente vedi la giacca che ho, da una parte c'è l'Udinese e dall'altra parte Carinzia. Un po' ai confini dell'impero siamo, però abbiamo una grande fortuna che il presidente delle regioni è Federica e finalmente da quando c'è lui si parla anche del Friuli Venezia Giulia. Chi ci ha preceduto ha confinato nell'angolino questa regione, questo è stato un problema. Oggi siamo ancora diciamo, a rincorrere per portare a casa più risultati possibili. Anch'io non sono contento quando non portiamo a casa un risultato, però siamo su una strada che sta facendo, diciamo, conoscere il Friuli Venezia Giulia in Italia e non solo. Spero, insomma, riusciremo a dare risposta il più possibile a più comuni, no? Ovviamente. Però è vero che è un po' sbilanciata verso alcune regioni che non è il Friuli Venezia Giulia, di questo me ne rammarico, non sono contento. La battaglia la continuiamo a fare per, diciamo, dare sempre più visibilità e ossigeno economico alla nostra regione. Perché portare solo il Friuli Venezia Giulia vuol dire consolidare l'economia che abbiamo, consolidare i cittadini che vivono nella nostra regione, magari ancora più servizi sanitari per rafforzare e aiutare le nostre persone. Bene, io la ringrazio Massolini di essere intervenuto alla nostra trasmissione, aver parlato a 360 gradi dalla montagna in cui lei è in questo momento, fino a parlare anche del PNRR, dal presente al futuro, il tema appunto di questa puntata. Grazie mille. Ecco, se mi lasci solo un secondo e ti ringrazio, oggi ero a sciare e c'era anche il presidente della regione a sciare con me e gli ho detto un conto è sciare, un conto invece, come abbiamo fatto noi oggi, assaporare, vivere questo momento magico che è la montagna appena innevata. Oggi erano delle giornate incredibili nella nostra montagna friulana, l'abbiamo vissuta e vivendo così si capisce che bisogna continuare a lavorare per questo territorio. Grazie ancora per l'invito. Grazie a lei allora. Grazie. Bene, noi ci vediamo la prossima settimana, Screenshot torna come sempre mercoledì alle 19:45, non mancate, arrivederci.